Fine settimana all'insegna dei furti in abitazione, almeno una decina quelli denunciati alle forze dell'ordine nei comuni di Azzano Decimo e Fiume Veneto. E si torna a parlare di allarme sicurezza nella zona della Bassa Pordenonese, dopo l'escalation di furti registrata in periodo natalizio. Intanto Azzano si è dotata di un piano di installazione di almeno 25 telecamere sparse nel territorio comunale. Chiaro che il Comune si è dotato di tutte le metodiche atte a prevenire questi fenomeni e abbiamo recentemente inaugurato la nuova sala centralizzata con tutte le telecamere che stanno a presidio della sicurezza dei cittadini, telecamere di ultima generazione. Quindi un protocollo per la tutela del territorio con carabinieri, polizia e guardia di finanza per la sicurezza stessa. Siamo capofila di un ambito che rappresenta circa 50.000 abitanti e che copre 6 comuni. Controlli che dovrebbero fare star tranquilla la gente. Si sente sicuro lei qui? Io sì, il caso mio sì, perché ho dei cani, sono recintato, sto in una via laterale, ma per gli altri no. C'è stata un'escalation di furti anche in questi giorni? Un po' il timore c'è sempre. Lei ha mai subito furti? Per fortuna no. È stata una bruttissima esperienza. È successo veramente qualcosa di brutto allora? No, brutto, comunque eravamo in vacanza, ma quando siamo tornati l'esperienza non è tra le più simpatiche. È un appello del sindaco ai cittadini, purtroppo è il momento di cambiare le belle abitudini di un tempo. Chiudete sempre bene i serramenti, le porte, non lasciate nulla al caso, non sono più i bei tempi quando potevamo stare tranquilli con le porte e le finestre aperte d'estate e magari la chiave nella toppa.